Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura sequestrati beni per 4 milioni di euro nel Palermitano a un imprenditore edile ritenuto vicino a Cosa Nostra. Secondo gli investigatori avrebbe costruito un monopolio nel settore imponendo forniture alle imprese locali grazie alla contiguità con gli ambienti mafiosi. Nel mirino società, immobili, terreni e rapporti finanziari. Assolta dopo oltre 4 anni la donna accusata di aver investito una signora all'interno di un cortile condominiale a Caltanissetta. Per il tribunale l'auto procedeva a bassissima velocità e la donna ferita sarebbe stata distratta dal suo cellulare, respinta anche la richiesta di risarcimento da 250.000 euro avanzata dai familiari. Maxi sequestro di beni per 800.000 euro ad Augusta nell'ambito di un'inchiesta su evasione fiscale e fatture false. Nel mirino 3 amministratori di società dell'impiantistica civile ed industriale. Secondo la Guardia di Finanza avrebbero creato un sistema fraudolento con bilanci alterati, fatture per operazioni inesistenti e soldi trasferiti anche all'estero. Furti, scuole, uffici pubblici e attività commerciali nel Messinese. Denunciate 5 persone per furto e ricettazione. Carabinieri e polizia hanno recuperato refurtiva per circa 40.000 euro tra gratta e vinci, dispositivi informatici e materiale rubato al liceo classico cittadino. E in chiusura controlli dei carabinieri in un allevamento di cavalli a Librino nel Catanese. Scoperti animali non registrati, dati aziendali mai aggiornati e un equino privo di microchip e controlli sanitari. Scattano sanzioni salatissime. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata.